campionato di Serie 2 femminile tra Ilma Treviso e Pallacanestro Femminile Umbertide. E scende in campo con la numero 0 Laura Del Sole, la numero 5 Amparo Postigo Lopez, la numero 6 Anna Giulia Bartolini, numero 7 Giulia Sorrentino, numero 9 Ramona Tomasoni, numero 10 Benedetta Giulio Bello, numero 11 Agnese Gianangeli, numero 13 capitano Giorgia Paolocci, il numero 17 Gaia Valeri, numero 18 Beatrice Baldi, il coach è Michele Staccini. Nuova Pallacanestro Treviso, numero 0 capitano Elena Streri, numero 2 Emma Franceschini, numero 3 Benedetta Bocchetti, numero 4 Fabiana Prete, numero 7 Marta Buranella, numero 10 Matilde Baron, numero 12 Elena Casetta, numero 14 Edita Falenzik, numero 19 Elea Jacot, numero 22 Sveva Nicora. Il coach è Mario Conte. Gli arbitri della gara, i signori Francesco Colussi e Nicola Cotugno, al cronometro Tommaso Giandon, ai 24 Ilaria Vitella e al referto elettronico Riccardo Bonato. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale italiano.
Buonasera dal Pala Pascale di Treviso, buonasera per il campionato di Serie A2 femminile di basket. Tra poco vedremo in campo le due compagini che si affronteranno questa sera e sono la formazione di casa della IVMA Treviso contro Umbertide. È uno scontro ancora tra alta e bassa classifica. Umbertide si trova a 16 punti in classifica al terzo posto, mentre purtroppo Martina Treviso o IVMA Treviso si trova a chiudere la classifica con soli 2 punti. È il recupero questa gara della settima giornata del campionato di Serie A2 femminile e vedrà di fronte appunto queste due formazioni con Umbertide che manda in campo Laura Del Sole, Giulia Sorrentino, Ramona Tomasoni, Agnese Gianangeli e Beatrice Baldi. Coach è Michele Staccini. Risponde la formazione di casa con Elena Streri, la capitana, poi con il numero 4 Fabiana Prete. Tutto è pronto per dare il via alla gara intanto. Edita Ferencic e poi il numero 19 Elea Jacquot e il numero 22 Sueva Nicora. Bene, inizia la gara con naturalmente la prima palla presa e conquistata dalla formazione di Umbertide. Vi dicevo, c'è da giocare e cercare naturalmente di trovare dei punti importanti per strada, perché la situazione comincia a essere abbastanza seria, abbastanza preoccupante. Vediamo la prima azione intanto di Treviso che manovra a palla cercando di far girare più velocemente possibile le ragazze di Conte, che si trova in panchina. È buona l'entrata di Prete, ma poi di Fabiana Prete, che poi va a scaricare fuori. Era bella l'azione, purtroppo non condensata e non conclusa da un canestro, quindi dalla parte opposta si rigetta Umbertide che va a manovrare con il numero 7 Giulia Sorrentino. Guadagna una rimessa dal fondo e allora con lo 0 sulla schiena Laura Del Sole potrebbe andare alla rimessa. No, poi ci ripensa, non è lei, è Beatrice Baldi che va a rimettere in gioco il pallone. 9 minuti e 11 da giocare qui al Pala Pascale di Treviso. Un buon ascolto a chi si fosse messo proprio in visione e in ascolto. Buona intanto la finta della giocatrice numero 18, ovvero Beatrice Baldi di Umbertide, che dà i primi 2 punti alla sua squadra. Coast to coast dalla parte opposta, purtroppo sfortunata, non mette dentro il canestro e allora può ribadire ancora in velocità la formazione di Umbertide con Agnese Gianangeli che mette dentro il quarto punto per la formazione ospite. E allora bisogna ragionare un attimino, si alza dalla panchina anche Conte per cercare di far ragionare le sue, con la capitana Elena Streri che prova a ragionare, prova a giocare su Falencic che poi va a pescare Nicora per molto buono, tra l'altro guadagna anche il fallo. Elea Jacquot che era andata in entrata per cercare di mettere dentro i primi 2 punti della partita, non c'è riuscita, però guadagna il fallo che la porta in lunetta. E allora con il numero 19 Elea Jacquot, prima realizzazione, primo tiro libero realizzato, quindi primo punto anche per Treviso, secondo tiro libero realizzato e secondo punto per Treviso che si porta a 2. 8 minuti e 24 da giocare qui al Pala Pascale di Treviso. In avanti ancora Umbertide, mi dicevo, è scontro tra alta e bassa classifica, c'è il fallo adesso del numero 4 Fabiana Prete che ferma l'azione di Umbertide, però concede una rimessa in gioco da fondo campo per il pallone che stava andandosene per Laura Del Sole, che poi riesce ancora a riprendersi il pallone, cerca l'impostazione tutta da sola, cerca l'entrata, ormai deve andare al tiro perché manca pochissimo, ci va regolarmente la numero 9 Ramona Tomasoni, però sbaglia e quindi nulla di fatto. Guadagnano ancora però la rimessa in gioco a favore di Umbertide. C'è il pallone che viene concesso ancora Del Sole per la rimessa, per far giocare le sue, ci riesce molto bene. Tra l'altro è andata al tiro tutta da sola senza nessuno che la contrastava. In effetti si è arrabbiato anche Conte dalla parte della sua panchina perché non ha visto la marcatura, passi
fischiati al numero 9 Ramona Tomasoni, passi in partenza per questa giocatrice che viene fermata dal fischio dell'arbitro. I due arbitri sono Francesco Colussi e Nicola Cotugno, al cronometro Tommaso Giandon, ai 24 Ilaria Vitella e il referto è Riccardo Bonato. È buono questa volta il canestro per Treviso che pareggia i conti 4-4, 7 minuti e 27 nel primo quarto da giocare, con Del Sole che manovra il pallone con Sorrentino che ci prova da 3 e ci riesce, allunga 7. Viene subito in marcatura aggressiva Del Sole su Prete che riesce a far viaggiare il pallone, fortuna sua, poi in qualche maniera Jacquot viene pescata, gira bene la palla adesso Treviso, vediamo ancora da 3, il pallone non entra e allora può ripartire velocemente, poi si ferma, rallenta, aspetta le compagne. È buono il passaggio che mette in possibilità di andare al tiro dalla parte opposta, girano molto bene il pallone, niente da dire. Beatrice Baldi va a colpire ancora 2 punti importanti, 9-4 per Umbertide nel primo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso. Ancora il ferro che sputa fuori il tiro da 3 che aveva tentato la capitana Elena Streri. Poi c'è il fallo e c'è ancora lo stop del gioco, un cambio ed è il primo nelle fila di Umbertide. Esce Ramona Tomasoni ed entra, intanto il primo tiro libero viene realizzato da Jacquot. Ancora Elea Jacquot che va a realizzare anche il secondo tiro libero. È entrata intanto Anna Giulia Bartolini al posto dell'atleta che avevamo ricordato in precedenza, che aveva lasciato il campo per Umbertide. Buono l'anticipo di Jacquot, poi la palla purtroppo non viene catalizzata e non viene presa da Prete, allora nulla di fatto, ci riprova ancora. È la nuova entrata Anna Giulia Bartolini che mette dentro il punto numero 11 per Umbertide. 11-6, prova ad allungare decisamente, 5 punti di distacco già guadagnati quando ci sono da giocare 5 minuti e 51 secondi nel primo quarto. Prova a far girare la palla, però il tiro da 3 del numero 22 di casa Nicola non è buono, si ferma anche in questo caso sul ferro, gira molto bene ancora Umbertide, poi Del Sole va a prendersi questa palla, forse c'era un fallo, protesta il poco pubblico di Treviso. Prete che va dentro, Prete che poi si ferma ed è un calcio di rigore perché da sotto proprio mette dentro questo pallone. È importante, comunque si riduce a 3 la distanza di Umbertide, quindi 11-8 per Umbertide nel primo quarto. Buona l'azione ancora in velocità, però lavora bene sotto le planche la formazione di casa. E allora Prete che vede libera dalla parte opposta, va a tentare il tiro da 3, no, viene dentro in entrata, è ancora buono. Elena Streri, la capitana, che porta a casa altri 2 punti, sono 10 punti per Treviso. Pronto sulla sedia del cambio anche 2 giocatrici per Treviso. Il prossimo cambio, il prossimo stop appunto, Conte probabilmente farà entrare queste 2 giocatrici che sono già sulla sedia del cambio, pronte ad entrare in campo. Buono il lavoro in difesa, anche se devono spendere un fallo. La numero 22 Nicora, che poi si lamenta con l'arbitro, sta continuando a parlare con l'arbitro perorando la propria causa. Così non è, e quindi allora fuori proprio Nicora e la numero 0 Elena Streri, capitana e Nicora fuori per il momento. Entrano in campo, andiamo a vedere, entra Bocchetti e poi la Buranella. Tiro libero cortissimo che non entra, non tocca nemmeno il ferro. Secondo tiro libero, anche in questo caso non ci siamo. La numero 11 Agnese Gianangeli non riesce ad inquadrare i 2 tiri liberi. Brava Prete a liberarsi, ha un'autostrada davanti, va dentro, ma poi è sfortunata perché la palla in entrata non entra e purtroppo non ci sono i 2 punti che sarebbero stati il primo sorpasso per quanto riguarda Treviso.
e allora ci vuole ragionare sopra la formazione di Umbertide con questo tentativo di manovra veloce. Giulia Sorrentino deve andare al tiro, ci va in entrata, ma è fortunata la formazione di casa che riesce in qualche maniera a prendersi il pallone, porta dalla parte opposta con Bocchetti che è andata al tiro da 3 ma non è entrato, anche in questo caso un po' di sfortuna. 3 minuti e 46 da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso. Buona la finta, buona altrettanto, 2 finte nell'arco veramente di un metro, anche meno, per la giocatrice numero 11, ovvero Agnese Gianangeli, che si era mossa benissimo sotto la plancia. Attenzione a non perdere il pallone in questo frangente. Jacquot molto bene per la numero 14 Falenzic. È un Treviso che da queste prime battute mi pare un pochino più voglioso delle solite prestazioni casalinghe che abbiamo seguito appunto in diretta su streamingsport.it. Manovra ancora il tentativo di entrata di Baldi che va al tiro quando mancavano pochi secondi ai 24, guadagna 2 punti ancora, 13-12 per Umbertide che torna avanti di 1. Erano stati 5 i punti di vantaggio massimi per quanto riguarda Umbertide, adesso rintuzzati a 1 da Treviso. Bocchetti ancora. Bocchetti ha un buon tiro da 3, in effetti le compagne la servono sempre dalla linea, ci prova Streri, trova un canestro, veramente una bomba incredibile. 15-13, ancora c'è il vantaggio di Treviso per 2 lunghezze, cambi che sono pronti anche per la formazione di Umbertide che dovrebbe mandare sul campo 2 giocatrici. Ci prova col tiro da 3, rischioso perché ha toccato il ferro, è andata bene a Treviso e allora può ripartire con un palleggio piuttosto alto con Bocchetti che prova a partire, poi torna indietro, va ancora sulla linea dei 3 che è la sua favorita, si gira in qualche maniera Jacquot, mette dentro però questa palla, molto bene Jacquot. È sicuramente un altro Treviso dalle ultime prestazioni che abbiamo visto, almeno nel primo quarto possiamo dire che insomma qualcosa di buono si sta vedendo. Escono la numero 7 e la numero 13 per quanto riguarda la 11, scusatemi, per quanto riguarda Umbertide. Intanto va al tiro libero Jacquot. E il tiro libero aggiuntivo è un altro punto che porta a casa 18-13 la formazione trevigiana, avanti adesso di 5 lunghezze su Umbertide. Ricordo che Umbertide nel turno precedente del campionato ha perso contro Alpo per 69-56, quindi anche per la formazione di attenzione, buono, scarica fuori il tiro da 3 correttissimo, però non va dentro, peccato per una specialista che è Bocchetti, nulla di fatto. E allora dalla parte opposta cost to cost per Umbertide che prova ancora con la Del Sole a manovrare il pallone sulla linea. Bene, si è girata altrettanto bene, guadagna il fallo, Bocchetti ne consuma 1 e c'è il cambio in casa Treviso, fuori la numero 4 Fabiana Prete, dentro Capitan Streri che va a prendere posizione in marcatura. Attenzione, girano, finalmente il pallone, c'è il fallo di Buranella che guarda verso l'arbitro. Tiri liberi, nulla di fatto per Giorgia Paolocci, la capitana, che mette dentro il secondo tiro libero. 14 sono i punti per Umbertide. Attenzione, stava per perdere palla Streri, una marcatura aggressiva di Del Sole su di lei e allora gira ancora il tiro da 3, non va, peccato perché era una buona azione. 1 minuto e 3 al termine del primo quarto qui al Pala Pascale di Treviso, con
formazione di casa in vantaggio per 5 lunghezze, 18-14, vediamo questo da 3, va a portarsi a 17, quindi 18-17 per Treviso, una lunghezza di svantaggio, siamo allo scadere del primo quarto, vediamo questa giocata di Treviso molto buona, tra l'altro con Bocchetti che non se la sente di andare al tiro da sotto e allora fa girare il pallone ancora con Streri che cerca l'entrata tutta sola, vuol forse un fallo, vediamo che cosa succede, gira bene, molto bene, è una bella palla, molto interessante questa data al numero 19 Jacquot, che sta brillando quest'oggi effettivamente. 20-17, Treviso non vuole mollare, vuole tenere il vantaggio, si riporta a +3 e allora ancora Del Sole che non trova sbocchi e adesso sul conto alla rovescia da parte della panchina dovrebbe andare al tiro e ci va la numero 9 Ramona Tomasoni, poi il tentativo ancora di una giocatrice di Umbertide fallisce ed è 20-17 il primo quarto a favore. Era da tempo immemore che non segnavo un primo tempo, un primo quarto a favore appunto di Treviso. Ci fermiamo un secondo, linea alla regia, e poi ci ritorniamo a sentire per il secondo quarto. Riprendiamo con il secondo quarto, stanno per rientrare le due squadre, due time out decisamente dal tono diverso, quello un pochino arrabbiato del coach di Umbertide, Michele Staccini, che ha rimproverato le sue, e da quello che abbiamo potuto sentire un po' di concentrazione in più ci vuole, quindi secondo Staccini, mentre dalla parte trevigiana molta più tranquillità, ci sono stati anche degli applausi all'interno del quintetto che era radunato attorno a coach Conte e quindi si può lavorare in tranquillità dopo questo primo quarto che vede avanti 20-17 la formazione trevigiana qui al Pala Pascale. Inizia la seconda frazione di gioco, o meglio il secondo quarto per quanto riguarda questa partita. Bene, prova a giocare subito Streri in velocità, vuole accelerare il ritmo la formazione trevigiana con Jacquot che scambia, ha visto il fallo del numero 13, la capitana Paolocci, che ha commesso fallo su una giocatrice appunto di Treviso, palla che viene conquistata appunto dalle trevigiane. C'era la retina del canestro da sistemare, Streri ci pensa lei, Bocchetti ancora che non è andata al tiro da 3, o forse una volta, bene, una buona, è bellissima questa realizzazione di Marta Buranella che in sottomano da dietro riesce a portare a casa 2 punti importantissimi, 22-17 per Treviso. Dopo il primo quarto si sta giocando il secondo con Del Sole che entra, va in penetrazione ma non sortisce effetto, poi una brutta ripartenza da parte di Treviso permette alla formazione di Umbertide di andare al tiro tutta sola, fortunatamente per Treviso sbaglia il tiro e quindi nulla di fatto per Streri che porta dalla parte opposta il pallone, ancora Bocchetti, sì, è una bella palla questa servita da Bocchetti a Falenzik che mette dentro il 24esimo punto per la compagine di casa che prova ad allungare decisamente, 24-17 per Treviso con Ramona Tomasoni
va a pescare Giulia Sorrentino, poi si gira ancora, gira molto bene la palla, tra l'altro e adesso in velocità va al tiro da 3, però non riesce a metterla dentro, non riesce nemmeno a metterla dentro da sotto Beatrice Baldi, quindi nulla di fatto. Può contare anche su un buon momento questo Treviso e vediamo se lo terrà fino alla fine, ci auguriamo naturalmente. Jacquot, ancora Jacquot, chiede palla, la vuole e allora si gira bene Falenzi che la trova la realizzazione e allora un altro time out chiesto ancora una volta da Michele Staccini di Umbertide, perché sicuramente non sarà contento dopo quello che abbiamo sentito tra il primo e il secondo quarto. E adesso proviamo a sentire se riusciamo a captare appunto alcune note e alcune indicazioni che Staccini darà alle sue ragazze. Intanto le ha fatte sedere, le ha fatte accomodare, si è accomodato pure lui e sta parlando con le sue atlete. Certamente non può essere soddisfatto nemmeno della partenza di questo secondo quarto, perché ha subito soltanto e non è riuscito a far giocare le sue ragazze come sanno. Vi ricordo che Umbertide è al terzo posto in classifica, 16 punti con 10 partite giocate, 8 vinte e 2 perdute. Davanti ad Umbertide c'è Matelica con 18 punti e avanti capolista Ecodenta Alpo con 20 punti in classifica. Questo per quanto riguarda la formazione appunto di Umbertide. Per ciò che riguarda i prossimi passaggi sarà un turno casalingo contro Vicenza per Umbertide, mentre per quanto riguarda Treviso sarà contro l'Alperia Bolzano, ancora in casa qui alla Pala Pascale, quindi sarebbero delle partite su cui poter approfittare o cercare di approfittare, naturalmente di raggranellare punti importanti per staccarsi da quella brutta classifica che è al momento. Ma è una buona, vi dicevo, una buona, c'è un bel canestro tra Jacquot e la numero 14 Falenzik, che mette dentro altri 2 punti importanti, 28-17. E allora Treviso è sicuramente un'altra squadra da quella che abbiamo visto un paio di settimane fa e che abbiamo visto e sentito. Palla che non riesce ad essere conquistata e recepita in miglior modo da parte di Buranella, che lascia andare il pallone, non l'ha più trovato, è finito sul fondo e allora può andare alla rimessa dal fondo per Laura Del Sole. Va a pescare la numero 11 Agnese Gianangeli, poi il tiro buono di Giulia Sorrentino che riavvicina l'Umbertide, 28-19, con ancora Jacquot, molto bene Streri che si butta dentro cercando il fallo, non c'è fallo, invece dà lo sfondamento alla giocatrice di casa che sta protestando con l'arbitro, non è d'accordo. Non è d'accordo Streri, che poi è chiamata in panchina dal tecnico Conte. Entra Prete e adesso l'arbitro sta spiegando a Conte quello che è stato fischiato. 5 con la sua giocatrice da parte di Conte, perché non ha capito che insomma forse il fallo effettivamente non c'era. Buona questa azione ancora da parte di Umbertide, che fa girare il pallone velocemente, però poi ecco, vengo smentito immediatamente, perché Anna Giulia Bartolini mette dentro questa bomba da 3 e porta a -6 la formazione di Umbertide. 28 per Treviso, 22 per Umbertide. Ancora da 3 che viene sputato fuori dal ferro, poi ci prova Bocchetti che non è fortunata questa sera e quindi nulla di fatto. Due tentativi da 3 che sono andati sul ferro e c'è il fallo per quanto riguarda Treviso e allora riparte guadagnando il pallone la compagine Umbertide. Sorrentino prova a far girare
Del Sole punta la sua avversaria, la punta molto bene, penetrazione molto bella e porta a casa 2 punti. Ferma giustamente Conte perché è un buon momento di Umbertide, quindi bisogna fermarle. 28-24 per Treviso, che mantiene ancora 4 lunghezze di vantaggio, ed è un buon momento adesso per Umbertide. In effetti non sentiamo più molto arrabbiato Staccini, che è seduto di fronte alle sue ragazze, sta dando delle indicazioni. E in ginocchio invece classica posa di Conte, Mario Conte, il coach di Treviso, che sta parlando con le ragazze per cercare naturalmente di raggranellare ancora punti importanti. 6 minuti e 2 secondi da giocare nel secondo quarto, dopo che il primo quarto è stato vinto da Treviso per 20-17, come vi dicevo in precedenza, non succedeva veramente da parecchio tempo. Fischiano gli arbitri, che poi vanno a richiamare coach e squadre per il loro rientro in campo. 6 minuti e 2 secondi da giocare nel secondo quarto. Palla in mano per Treviso. Palla in mano per Treviso, se ne occupa Jacquot. Buona prestazione fin qui dell'atleta trevigiana. Ancora Jacquot e ancora Prete che chiama il movimento delle sue. Buranella si fa vedere, va al tentativo di bloccare il giro palla Umbertide, non ci riesce, però abbiamo qualche difficoltà ad andare al tiro. Si cercava il tiro da 3 di Bocchetti, che però non è riuscita, e allora vedo che Conte stava cercando di spiegare a Bocchetti di dover girare ancora il pallone. Così non è stato, si era messa in proprio perché voleva andare al tiro, poi ci ha ripensato e quindi la sirena ha bloccato l'attacco di Treviso. Ancora con Del Sole che poi ritorna indietro, non è da 3, però la palla ritorna lì, non riusciamo a tenerla, riesce a tenerla Buranella. C'è il fallo? Sì, c'è il fallo per Treviso. Buranella è stata trattenuta a terra e allora può ripartire ancora marcatura a uomo, per così dire, di Del Sole sulla numero 4 Fabiana Prete, che porta palla, poi Jacquot ancora che prova a viaggiare e a far girare il pallone con la numero 14 Edita Falenzik, che poi ha cercato di far andare il pallone sul bordo destro del campo, non c'è riuscita. Palla che termina fuori, 5 minuti da giocare nel secondo quarto, con Del Sole che prova a ripartire, ma è brava a bloccare lì da terra. Poi lottano le due atlete, la trevigiana capitana Elena Streri a terra e Del Sole, le 2-0 tra l'altro della partita, le due numero 0 della partita, che si sono così, hanno lottato a terra. Adesso c'è il campo da asciugare, vediamo se si riesce a trovare lo scopone. Sì, trovato. Se ne occupa una delle giocatrici in panchina. Si può giocare con Umbertide in attacco, manovra ancora, si è girata ancora molto bene, poi lavorano altrettanto bene sotto canestro con il pallone che non ne vuol sapere di uscire, e c'è palla a due tra le due giocatrici che erano a terra e che stavano lottando accanitamente. Poi il pallone viene concesso chiaramente al Umbertide, che va al tiro da 3, che viene sputato fuori dal ferro, poi riconquista palla Umbertide. Bisogna fare attenzione adesso perché mi pare che sia aumentato il carico d'attacco sotto canestro. Sono molto più svegli e molto più in partita Umbertide del primo quarto,
Cambio perché esce Edith Falenzik che ha accusato un attimino di appannamento, entra Sveva Nikora e allora prova a velocizzare ancora con Streri che fa girare il pallone velocissimo, passi in movimento, sì, passi in partenza per Jacquot, viene fermata, peccato perché stava facendo girare molto bene il pallone la compagine di casa, fermata da questa infrazione di passi su Jacquot. Si mette in proprio, va a trovare un bel canestro Giulia Sorrentino che porta a 26 il bottino di Umbertide. Prova a reagire ancora, un brutto momento di Treviso questo, è un brutto momento che era stato fermato in precedenza già dal time out di Conte, che adesso stava parlando proprio con la sua Nicora, con il suo numero 22, perché non era quella l'intenzione appunto di andare con l'azione che si è perduta poi sul fondo e quindi palla persa. Ancora Del Sole che va a guadagnare il fallo. È difficile da fermare Del Sole quando parte, quando si mette in proprio, quando cerca la penetrazione. 28-26 va sul dischetto dei liberi proprio la Del Sole per realizzare, vediamo, realizzandoli entrambi, potrebbe riportare in parità le due formazioni. 3 minuti e 42, tempo fermo chiaramente, primo libero realizzato per Del Sole, secondo libero sbagliato, palla che però rimane lì, viene riconquistata, un po' di inesperienza viene da dire, perché la palla doveva essere conquistata da Treviso. Adesso riusciamo a conquistare palla e in partenza poi c'era il fallo su Fabiana Prete che era pronta ad aprire le ostilità e quindi a gettarsi dalla parte opposta del campo. Ferma tutto, c'è il cambio nuovamente, Bocchetti dentro, fuori Buranella. Streri che potrà far ripartire le sue. Streri, palla in avanti ancora, Jacquot può giocare, Jacquot ancora, Streri, Prete viene a prendersi il pallone, il blocco, poi Preti si mette da sola, viene stoppata dalla numero 11 di Umbertide, Agnese Gianangeli, però gli arbitri dicono fallosamente, quindi si riprenderà con palla in mano per Treviso, che a 3 minuti e 8 dalla sirena del secondo tempo, del secondo quarto, stava osservando questo tiro di Streri che era da 3, ampiamente da 3, ma poi c'è stato il fallo da tergo di una giocatrice di Umbertide che concede a Streri di andare in lunetta. Primo tiro libero realizzato, 29. Secondo tiro libero per Streri, realizzato anche questo, ce n'è un terzo. E realizza anche questo 2+1, quindi 31-27, ritorna a +4 la formazione di casa che prova a non mollare questo ottimo inizio di partita. Del Sole a viaggiare le sue, buona, ancora attenzione, gira molto bene in questo caso il pallone, poi la palla sul tiro da 3 non entra e quindi può ripartire ancora Treviso con Prete che manovra la palla, la ferma con il numero 22 Nicora, poi ancora Nicora che si fa vedere, attenzione, il pallone è buona questa volta, il tentativo sottomano però non è fortunata, non va dentro, non viene pescato, non vengono pescati i due punti, c'è il fallo visto e quindi 31-27 ferma il gioco.
Cambio intanto anche per Umbertide, doppio cambio, fuori del sole, fuori Gianangeli, con gettate nella mischia Ramona Tomasoni e la numero 18 Beatrice Baldi. Nel momento sette giocatrici hanno ruotato naturalmente in questo primo tempo qui alla Pala Pascale di Treviso. Lavora bene in difesa Treviso, poi si apre un attimo la guardia e viene punita la formazione di casa con il punteggio che si porta a 31-27 ancora. 31-27, gli arbitri vanno al tavolo per controllare il punteggio dei 24 che, ecco, adesso ritorna, viene azzerato. C'era qualche problemino ai 24 e adesso si ritorna ad azzerare il cronometro e poi si potrà ripartire. Eccolo qui, 31-29 per la compagine di casa con 2 minuti e 3 da giocare nel secondo quarto. Ancora Bocchetti che si gira, Bocchetti che prova a puntare la sua avversaria, ci riesce, si trascina dalla parte opposta del campo. Ancora Bocchetti che si mette in proprio, un palleggio un pochino difficile, stava scappando via Streri, poi Prete non becca nemmeno il ferro. Prete 1,44 da giocare, 2 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa, 31-29, 1,44 alla sirena del secondo quarto. In avanti ancora, poi gira il pallone bene. È brava Anna Giulia Bartolini a trovare questa entrata e con 2 punti importanti riporta in parità la partita, 31-31, 1:19 al termine del secondo quarto. Viene dentro Jacquot e trova ottimi 2 punti. Jacquot 33-31, buona la sua gara, buona la sua partita, finalmente la stiamo vedendo con quello che insomma ci si raccontava e ci si diceva di questa ragazza, di questa atleta. Finalmente questa sera parzialmente insomma stiamo vedendo delle cose buone e quindi guardiamo con fiducia questa partita e guardiamo con fiducia naturalmente anche alla continuazione del campionato. Altro cambio per coach Conte che richiama Nicora e manda nella mischia ancora Edita Falenzik. Vediamo cosa sortisce da questo cambio, difficoltà nella manovra. Poi il tentativo ancora di entrata ben riuscito, palla che viene toccata da una giocatrice della Jacquot, anche se lei giura e spergiura di no, però palla toccata da Treviso e quindi si riprenderà a giocare con palla in mano ad Umbertide. Cambio per Umbertide, esce Tomasoni, va a sedersi in panca. Ancora il palleggio non bellissimo, in qualche maniera riesce ad andare al tiro ma riconquista palla Treviso. 37 secondi al termine del secondo quarto, entra dentro Jacquot, forse c'era il fallo, adesso c'è il fallo di Streri che però non poteva far nulla contro la Del Sole perché si è ritrovata letteralmente sulle gambe e quindi il fallo era inevitabile, mentre poi c'è stata la protesta di Treviso perché in entrata forse c'era il fallo sulla giocatrice trevigiana. Cambio ancora per Conte che tira fuori dal campo Streri e Buranella all'interno per giocare con il tentativo di portarsi in avanti ancora, ultimi secondi da giocare del secondo quarto, 33-31 per Treviso.
ancora con Sorrentino contro la rovescia che inizia per Sorrentino, sta lavorando bene la difesa di Treviso con Buranella che commette fallo, mi pare sia lei, è il terzo fallo addirittura, si carica di falli, attenzione però. Un tiro libero trasformato da parte di Sorrentino che porta la squadra di Umbertide a 32, non arriva il pareggio per il momento e c'è il fallo guadagnato sotto la plancia ancora da Umbertide, precisamente con Beatrice Baldi che va al tiro. 33-32 per Treviso, sbaglia il tiro libero Baldi, il secondo, mette dentro il secondo. 33-33 e c'è il time out per quanto riguarda la formazione trevigiana. Conte vuole parlarci sopra in questo ultimo frangente di secondo quarto sul risultato di parità 33-33, dopo che il primo quarto era terminato 20-17 con in vantaggio appunto la formazione di casa, e allora mi pare che non ci siano grosse indicazioni da parte di Staccini, che sta parlando con le sue in maniera tranquilla adesso, inginocchiato sempre davanti alle sue ragazze sulla lavagnetta. Conte per Treviso. Terminano il minuto le ragazze di Umbertide che rientrano già in campo. Attendiamo di vedere in campo Treviso, che viene richiamato adesso dall'arbitro per entrare velocemente in campo. Palla in mano a Treviso. Vediamo che cosa sortisce da questa ripartenza, con Bocchetti che dovrà velocizzare il tutto per portare palla in avanti. Attenzione, non ci sono uomini liberi, poi il pallone ancora sbagliato da Falenzik. Questi sono errori gravi, sono errori che non si dovrebbero commettere. Ci si ferma ancora, altro time out quando mancano veramente una manciata di secondi al termine del secondo quarto. Adesso vediamo chi è, che mi pare che sia stato Staccini a volerci ragionare sopra, insomma, anche perché ha costretto, con l'azione precedente, ha costretto Treviso a una ripartenza fallita, una brutta ripartenza, pallone perso, quando invece si poteva veramente cercare di giocare una palla interessante per portarsi dalla parte opposta del campo. Quindi 33-33, situazione di parità nel secondo quarto per le due formazioni. Vi ricordo, è uno scontro tra alta classifica e bassa classifica. Umbertide al terzo posto in classifica di questo girone del campionato di Serie A2 femminile. Ultimo posto invece per Treviso, per la IVMA Treviso, che però quest'oggi ha fatto vedere qualcosa in più rispetto alle precedenti partite che abbiamo seguito sempre attraverso streamingsport.it. E allora vediamo adesso che cosa sortisce da questo scambio, da questo ritornare in campo. Pallone che viene rimosso, fatto giocare contro la rovescia, si gira, va al tiro, non c'è, e c'è la sirena che arriva, e quindi parità 33-33 nel secondo quarto. Si va all'intervallo lungo e quindi noi ci risentiamo tra una decina di minuti.
Rieccoci collegati con il Pala Pascale di Treviso per il secondo tempo di questa gara che vede qui al Pala Pascale la formazione di Umbertide contro la compagine di casa. È la giornata di recupero, diciamo, della settima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Il primo quarto era terminato 20-17 per Treviso, poi il secondo quarto invece in perfetta parità 33-33, ed è da questo risultato che partirà la seconda frazione di gara per quanto riguarda Treviso. Treviso che abbiamo visto con un primo tempo, in un primo tempo decisamente migliore di molte altre prestazioni effettuate qui alla Pala Pascale, quindi auguriamoci che possa essere di buon auspicio per terminare questa gara, per terminare questa partita. Palla in mano, dovrà ricominciare la formazione di casa con Streri che attende il pallone, attende naturalmente anche la sirena per dare il via alla seconda frazione di gioco. Partita che è importante, partita che si gioca tra l'alta e la bassa classifica, terzi in classifica quelli della Umbertide, ultimi in classifica i trevigiani della IVMA. Riprende la gara con il secondo tempo, con palla che Streri non è riuscita a far arrivare a Nicora, poi in qualche maniera la palla è terminata fuori, può riprendere a giocare ancora la formazione di casa, sempre con Streri e poi con Jacquot. Una Jacquot che finalmente abbiamo visto con dei buoni stimoli e naturalmente anche delle buone intenzioni, come questa che ha portato a quota 35 Treviso, 35-33 con canestro realizzato da Jacquot. Ancora a manovrare la formazione Umbertide con questa palla che gira, con il tentativo, sta quasi riuscendo l'anticipo di Streri su Del Sole, poi Del Sole si concentra, non riesce però a trovare il canestro, allora può ripartire senza nessun problema la formazione di casa, con Jacquot ancora che si fa vedere, vuole palla, Falenzic vicino a lei, palla che invece gira dalle parti di Nicora che tutta dalla parte opposta va a pescare Streri in area, il pallone si era girata bene, Falenzic però corto il suo tiro e quindi nulla di fatto. 35-33 sempre rimane il punteggio con 8 minuti e 46 da giocare per quanto riguarda la gara. Si gira bene, l'abbiamo vista in diverse occasioni questa giocatrice, la numero 11 Agnese Gianangeli, che si sta muovendo molto bene. Non è dello stesso avviso Staccini, perché probabilmente voleva qualcosa di diverso. Sì, in effetti il pubblico di casa poco anche in questa serata infrasettimanale. Sbaglia intanto il primo tiro libero Agnese Gianangeli, punteggio che rimane 35-33 per Treviso, quindi secondo tiro libero ancora per Gianangeli, che questa volta mette dentro il 34esimo punto e può far ripartire le sue con Streri, la capitana. Porta palla, passa la metà campo, ancora il gioco su Jacquot, Streri che riviene a prendersi palla, poi Jacquot, dialogano le due, non vede il canestro, poi Streri ancora, devono cercare la penetrazione in qualche maniera per portare palla e andare al tiro, perché c'è bisogno di andare al tiro sulla sirena proprio con Falenzic che perde l'occasione giusta, non ha trovato sbocchi, ha lavorato molto bene, bisogna dire, la difesa di Umbertide, quindi nulla di fatto. 35-34 ancora per Treviso con 8 minuti e 4 da giocare. Attenzione con questa palla che continua a girare velocemente, adesso questa entrata molto bella con la realizzazione altrettanto buona di Beatrice Baldi che porta al sorpasso Umbertide nel terzo quarto. 36-35 per Umbertide, 7 minuti e 43 da giocare, ancora Nicora che ci prova a mettersi da sola, poi da 3 va dentro Streri
mette dentro questo pallone importantissimo, non molla Treviso, 38-36. E allora ancora la replica da parte di Umbertide con Staccini seduto in panchina a guardare le sue. Può giocare ancora con palla che arriva sotto le plance, il tiro da 3 poi cercato ma non realizzato, ed è buona l'azione difensiva da parte di Treviso. Può ripartire con Falencic che cede palla a Prete, Prete che vuole provare ad entrare, invece poi ci ripensa, va sullo scambio con Jacquot, Jacquot che non vede nessuno, non trova compagna libera, attenzione, quasi c'era l'anticipo riuscito su Falencic che poi riesce in qualche maniera a far toccare pallone ad una avversaria, e quindi la rimessa in gioco sarà da fondo campo proprio a favore di Treviso. Prete da 3 ma forzatissimo e bruttissimo, voleva il fallo. Un tecnico per Prete, e quindi un tiro libero per la numero 7 Giulia Sorrentino, che fortunatamente per Treviso sbaglia la realizzazione, e quindi nulla di fatto. Può ripartire adesso dal fondo la numero 9 Tomasoni che fa viaggiare le sue. 38-36 per Umbertide, tutto da giocare. Del Sole ancora per Tomasoni, non trova spazio, poi deve cedere a Gianangeli. Ancora Giulia Sorrentino che prova la soluzione da 3, però il ferro sputa fuori il pallone, e allora nulla di fatto. Può ripartire, può cercare di trovare l'impostazione giusta la formazione trevigiana con il taglio di questo campo. Buono il rimbalzo, e altrettanto buono il tentativo di entrata di Nicola, che però non è fortunata, non mette dentro questo canestro, ed è un peccato veramente, perché l'azione era buona, sviluppata da Treviso. 6 minuti e 3 da giocare con questa palla che ancora va fuori, periodo che nessuna delle due squadre riesce a realizzare, e allora gira bene, va a prendersi la posizione dalla sua lunetta, dalla sua mattonella, ma niente da fare perché il pallone viene sputato fuori nel tiro da 3, mentre non viene sputato fuori questo di Falencic, che porta avanti ancora Treviso 41-36 più 5. Non vuole mollare Treviso in questa serata, che è una serata un po' particolare. Finalmente stiamo vedendo qualcosa di buono da parte delle ragazze di Coach Conte, e allora vediamo se riusciranno a tenere passi in movimento della giocatrice di Umbertide. Adesso c'è il cambio sulla sedia del cambio, vanno in 2, 13 e 8 mi pare. Entrano, esce Sorrentino, e la numero 19, numero 18 Beatrice Baldi. Può giocare ancora Treviso, e allora Streri, scarpette fosforescenti per Streri, arancioni che si vedono anche non volendo, e forse c'era il fallo lì su Prete. L'arbitro lascia correre, e allora può andare dalla parte opposta Umbertide. Il tiro da 3 non entra, poi arriva da Tergo, Falencic stoppa la giocatrice Tomasoni, mi pare, sì, Ramona Tomasoni, che non si è accorta dell'arrivo di Falencic dalle spalle, quindi adesso fuori Jacquot, dentro Buranella, con la rimessa in gioco del pallone affidata al numero 0 di Umbertide, ovvero Laura Del Sole. Laura Del Sole che cerca una compagna libera, la trova in Tomasoni che va al tiro da 3, poi però non riesce a realizzare. Allora può ripartire la formazione trevigiana con questa palla che
Bisogna mettere nel sacco, bisogna mettere a canestro sicuramente per lasciare ancora un pochino di respiro e un pochino di distanza. Buranella stava per perdere palla, poi riesce in qualche maniera a conquistarla. Prete che va dentro, subisce il fallo. Sì, subisce il fallo. Vediamo, è il primo fallo tra l'altro speso da questa giocatrice di Umbertide, quindi nessun problema. 41-36, va in lunetta Treviso con la prima realizzazione sbagliata, nulla di fatto. Il secondo tiro libero invece realizzato per Prete, Fabiana Prete, che mette dentro un tiro su due, 42-36, con Treviso sempre in vantaggio nel terzo quarto di questo secondo tempo. Con attenzione, partita a 1000, in effetti ha lasciato lì sul campo del Sole molto bene. 38 per Umbertide, 42 per Treviso. Streri si butta dentro, Streri trova il fallo, sì, trova il fallo, e quindi vediamo è il fallo numero 2 per la giocatrice di Umbertide. Cambio, entra fuori Tommasoni e dentro la numero 7 Giulia Sorrentino, che dopo aver rifiatato ritorna in campo. Streri ancora per Prete che non ha sbocchi, non trova la possibilità di entrare, poi palla che viene a complicare l'azione, ma fortunatamente c'è un fallo di Umbertide e allora può ricominciare con palla in mano la compagine di casa. Streri benissimo, va a prendersi questa palla che era lunghissima, poi è riuscita in qualche maniera a metterla a terra Prete. Allora Prete prova a mettersi in proprio, Falenzic si gira, è buona l'intenzione, però poi non c'è la realizzazione nemmeno da 3. È sbagliato un tiro da 2 e un tiro da 3 nell'arco di un paio di secondi, e quindi Falenzic alza la mano scusandosi con le compagne e con il coach, poi viene avanti subito. Molto brava, sfortunata in questo caso la numero 11 Agnese Gianangeli, che ha una bellissima finta di corpo lasciando lì sul terreno appunto le avversarie. Entra Beatrice Baldi al posto proprio di Gianangeli, che ottiene il 5 da parte del suo coach Staccini. Del Sole, manovra palla del Sole per trovare appunto una compagna libera, poi si incarica lei stessa di servire la numero 8, la numero 18 Beatrice Baldi. Nulla di fatto, qui c'è il fallo, sì, c'è il fallo del 7, ovvero di Giulia Sorrentino su Streri in partenza, e quindi fallo e palla in mano per Treviso. 3 minuti e 5 secondi da giocare, con ancora Prete che porta palla oltre la metà campo, poi Buranella che serve Streri che per bella questa azione di Streri, che ha fintato il passaggio a Prete, è andata a vuoto la difesa di Umbertide, quindi 44-38 per la formazione di casa, che continua a rimanere avanti rispetto ad Umbertide. Qui riesce in qualche maniera a chiudere, però avrebbe potuto anche tentare di andare al tiro da sotto, non se l'è sentita la numero 18 Beatrice Baldi. E poi Del Sole invece si inventa un tiro da 3 da lunghissima distanza, 44-41, 3 punti di distacco tra le due compagini, 2 minuti e 17 da giocare qui al Pala Pascale. E il fallo di Buranella. Esce Prete con il cambio con il numero 19 Jacquot, che ritorna in campo dopo aver rifiatato in panchina. Prete che va in panchina non molto soddisfatta probabilmente della decisione arbitrale di prima, e allora c'è un'altra ragazza di Treviso sulla sedia del cambio, il cambio lo farà dopo? No, lo fanno adesso, quindi fuori Nicora e dentro Bocchetti. Una Bocchetti che abbiamo visto poco al tiro, è stata sfortunata in alcune occasioni, poi non ci ha più ritentato.
del sole ancora per provare a mettersi in proprio. Nulla di fatto, brava l'anticipo molto bene di Feliz, perché per Jacquot ancora Falenzic che voleva palla, la vuole adesso, la riceve adesso, si gira bene, entra in area e commette il fallo la sua marcatrice, la numero 18 Beatrice Baldi. È il primo fallo anche per Baldi, quindi nessun problema per la giocatrice di Umbertide, che concede un fallo, mette dentro Falenzic questo pallone. 45-41, lotta su ogni pallone, in questo caso 46-41, e sono di nuovo 5 le lunghezze di vantaggio per Treviso contro un Bertide che adesso prova a manovrare ancora, palla che vuole girare con Del Sole da 3 ancora, è andata bene prima, adesso malissimo perché la palla termina fuori, poi l'aveva riconquistata, rispedita all'interno della lunetta. Nulla di fatto, può ripartire Treviso con Streri, capitana, che vuole Falenzic, poi a sua volta Jacquot per Falenzic ancora, gira bene la palla in questo caso con Streri che va a servire sotto canestro. Jacquot si gira bene, poi la palla non entra e quindi nulla di fatto. 46-41, persa un'occasione importante questa per poter trasformare 2 punti che sarebbero stati fondamentali e decisivi. Adesso qui c'è il fallo di Bocchetti. Qui c'è il fallo di Bocchetti che non è d'accordo con l'arbitro, non è d'accordo nemmeno Conte, che a mani quasi giunte chiede informazioni su questo fallo. L'arbitro dice che ha visto lui e c'era stato lo schiaffo, diciamo così, sulla mano. Conte non era praticamente d'accordo, ha detto no. Beatrice Baldi in lunetta mette dentro questo tiro libero. 42 e il secondo anche. 43, quindi 46-43, 3 lunghezze per cercare di riportarsi in partita da parte di Umbertide. Ancora Jacquot che manovra, può aspettare, attenzione alla marcatura, c'è il fallo. Sì, tanta aggressività da parte del numero 13 Giorgia Paolocci, che ha costretto naturalmente all'errore la formazione trevigiana. Una manciata di secondi, 40 per la precisione, 39 adesso. Può correre con la numero 7 Giulia Sorrentino, ancora impegnata contro Bocchetti ad andarsene, vuole tentare di mettersi in proprio, poi il conto alla rovescia comincia, scarica fuori, il tiro da 3 stava per entrare, poi fortunatamente per Treviso non esce, viene rispedito fuori. È buona questa azione di Buranella che subisce il fallo, stava per andare a canestro, ma buone le azioni di ripartenza, effettivamente in velocità. È un buono Treviso quello che stiamo vedendo questa sera. 46-43 con il tiro libero adesso, che vediamo Buranella va al tentativo di trasformare sulla sedia del cambio una giocatrice per Treviso. Dovrebbe essere il primo minuto anche per... Sì, Buranella mette dentro il 47esimo punto per Treviso. Buranella secondo ed è il 48-43, fuori Buranella che era andata ai tiri liberi, e dentro la numero 10 Matilde Baron, che fa il suo ingresso in campo per la prima volta in questa gara. Attenzione perché si stavano movimentando, in effetti c'era il conto alla rovescia che è partito e guadagna 2 punti. Si sono fermate le ragazze di Conte le ha chiamate immediatamente, perché c'era probabilmente, non so se si era confuso sul conto alla rovescia del cronometro, oppure se si era arrabbiato con le sue ragazze, perché poi ad un certo punto le ha lasciate, c'è stato questo buco interno che ha provocato appunto il canestro di Umbertide. 48-45 per il Treviso, che nel terzo quarto continua quindi ad essere davanti, e precisamente di 3 lunghezze, erano state 5 in precedenza.
3 lo sono adesso e vediamo che cosa si potrà combinare, che cosa succederà appunto in questo ultimo quarto che stiamo per vedere. Io direi che posso tenere la linea, quindi non mi fermo, quindi teniamo la linea per ricordare appunto che siete collegati con streamingsport.it. La gara si può vedere naturalmente sul nostro canale YouTube. 48-45, manca meno di un minuto adesso perché le due squadre facciano il loro rientro in campo e si possano giocare l'ultimo quarto di questa gara. Poi sentiremo, poi con le interviste sentiremo i due coach. È sicuramente un Treviso migliore di quello che abbiamo visto nelle passate settimane. Quantomeno questa sera possiamo dire che abbiamo visto la voglia di reagire, la voglia di lottare, la voglia di portare a casa dei punti importanti dopo averne persi tanti in giro. E allora 48-45 si riprende da qui per il quarto, l'ultimo quarto da giocare per le due formazioni. Umbertide al terzo posto in classifica, Treviso ultima, fanalino di coda di questo campionato di Serie A2 femminile. Ecco l'ultimo quarto, allora riprende a giocare, si riprende la partita con Anna Giulia Bartolini che fa viaggiare ancora Del Sole con il pallone attenzione, viene dentro, buono il lavoro in difesa da parte di Treviso che devia il pallone sull'entrata provata da Giulia Sorrentino. Nulla di fatto, non c'era il fallo e quindi si può giocare con Del Sole a manovrare. Si fa vedere bene Baldi. Attenzione al conto alla rovescia adesso che è iniziato già con Baldi che si gira bene e trova un buon canestro importante. 47, si avvicina Umbertide di 1, 48-47 nel quarto con Jacquot adesso non deve mollare, Falenzic per Bocchetti, slalom di Bocchetti, poi il pallone non riesce ad entrare a canestro, palla che si perde, purtroppo altra occasione sprecata da parte di Treviso. Del Sole che entra dentro tutta da sola, una buona palla trovata, ma adesso sta con alcuni scampoli di gioco veramente interessanti da parte di Umbertide. Si è vista la velocità della squadra, insomma. Bocchetti per Streri, 48-49, sorpasso nel frattempo di Umbertide. Vediamo come reagisce Treviso, reagisce con qualche difficoltà, poi Bocchetti finalmente va a canestro, trova i primi punti. Bocchetti 50-49, di nuovo in vantaggio di 1 la formazione trevigiana con Del Sole. Fallo di Streri in partenza sul play di Umbertide. È il terzo fallo di Streri, attenzione, terzo fallo di Streri. Terzo fallo di Streri, sto cercando di capire che cosa sta chiedendo Staccini all'arbitro. Ancora la punta verso il canestro, poi una buona girata, una buona finta, in effetti molto bene Beatrice Baldi, si è mossa molto bene sotto canestro. 50-49, manda ancora sulla sedia del cambio Buranella. Conte pronta a rientrare in campo. 50-51 con la formazione ospite in vantaggio di 1, bene dentro, che sfortuna, e per 2 volte palla che non entra, veramente è stata sfortunatissima in questa occasione. Buono forse il tentativo di anticipo cercato da Falenzi, che poi va a commettere fallo. La numero 14 in maglia bianca di Treviso commette il fallo e vediamo il secondo fallo per Falenzic che viene fermata, poi rientra in panchina Matilde Baron e ritorna Buranella con il numero 7. Buranella ancora, e allora può manovrare adesso Umbertide.
Vediamo se cercano il tiro da 3 oppure no, è l'entrata molto buona, tra l'altro con peso, ma riusciamo in qualche maniera a stoppare, a fermare. Attenzione perché Streri si è fatta male alla caviglia sinistra, stiamo vedendo che zoppica un pochino. Adesso ancora dentro e forse c'era un fallo, l'arbitro lascia correre perché poi Bocchetti non riesce nella trasformazione. C'è il fallo di Streri. Attenzione, c'è il fallo di Streri e esce Streri, terzo fallo. Entra Prete, Buranella al rinvio, si gioca con Bocchetti che chiama lo schema, Bocchetti 51-50 per Umbertide, vediamo se Bocchetti va da 3, no, poi ci ripensa, torna indietro, Farenzic da bene, sono 2 punti importanti raccolti, 52-51, torna in vantaggio la formazione di casa. Con Del Sole adesso per Umbertide che porta il pallone, poi ancora a manovrare Gianangeli per Del Sole che la dà dentro, poi il pallone torna fuori spinto, buona la marcatura, attenzione perché lei ha un'ottima finta e ci sono i passi in movimento della numero 11 Agnese Gianangeli, mentre Buranella diceva all'arbitro sì, però attenzione anche ai gomiti perché stava sgomitando parecchio, però è stata brava Buranella a tenerla lì ferma quasi sul fondo del campo e non concedendole nulla. 52-51 per la compagine locale, per la compagine trevigiana. Attenzione, Prete che aveva tentato il tiro, poi ci ha ripensato e allora c'è Falencic dentro nella sua posizione, nulla di fatto, Bocchetti che non riesce a raggiungere il pallone, allora può ripartire ancora Umbertide. 6 minuti e una manciata di secondi da giocare per questa gara. Si sta giocando il quarto con il risultato che vede Umbertide avanti di 1, 52-51. Non va dentro ed è buono adesso a reclamare il pubblico arrivato da Umbertide che protesta, va a castigare finalmente Bocchetti che si sveglia, trova il tiro da 3 che porta avanti ancora 55-51 la formazione di casa, tutti ad abbracciare Bocchetti perché si è finalmente liberata, insomma 55-51, 4 lunghezze di vantaggio per Treviso che prova a rimanere avanti, che prova a rimanere lì, che insomma sarebbe importante cominciare a collezionare dei punti importanti, mentre anche dalla parte di Umberti, dalla parte dei tifosi c'è il secondo allenatore o il preparatore, mi pare, che sta cercando di sferzare le ragazze, le ha viste un attimino incupirsi, le ha viste un attimino così non giocare come evidentemente sanno giocare, perché un terzo posto Umbertide c'è tutto e quindi oggi c'è il terzo posto di Umbertide contro il fanalino di coda di Treviso qui al Pala Pascale. Vi ricordo che al Pala Pascale si ritornerà anche nella giornata di sabato. Ancora un turno interno per la compagine di casa, per la compagine di Treviso. Questo è il recupero della 7ª giornata, era stato rinviato il tutto per le nazionali. Parecchie squadre avevano appunto delle giocatrici nelle loro nazionali di appartenenza e quindi si è fermato, si è stoppato appunto il campionato. Si riprende 5:37 da giocare, tempo fermo chiaramente, come sempre succede nel basket in questi frangenti. Allora può ripartire adesso la gara, può ripartire il tempo, può ripartire anche Umbertide che viene in avanti cercando di manovrare. C'è un fallo fischiato a Bocchetti. Fallo fischiato a Bocchetti ed è il terzo fallo per Bocchetti. Terzo fallo per Bocchetti. Ancora il tentativo di giocare questa palla su Del Sole, riuscito. Attenzione, gioca sullo stretto, palla che stava per uscire, poi si buttano
in fondo, trova a memoria il passaggio sul numero 7 Giulia Sorrentino, che poi ha cercato di inventare qualcosa, non riuscito, insomma palla che può ritornare tra le mani di Treviso, la ripartenza con un po' di difficoltà. Adesso che palla persa, attenzione a queste cose perché veramente adesso ha cambiato la difesa. Umbertide va a giocare a uomo perché è andata a giocare appunto in marcatura asfissiante anche nel campo avversario, e quindi attenzione perché abbiamo perso un pallone importantissimo in precedenza. Fa girare bene Umbertide, ancora il pallone, viene dentro, non lo mette dentro, lo mette dentro in sottomano la numero 11 Agnese Gianangeli, che porta a 55 per Treviso, 53 per Umbertide. 4 minuti e 28 da giocare. Falenzic, il tiro da 3 non c'è, ma arriva Bocchetti a conquistarsi questa palla molto bene. Riporta con Prete, ancora Falenzic, ancora Bocchetti ci riprova da 3, no, la cede a Falenzic che si gira ma non trova il canestro. Niente da fare, 4 minuti e 6 da giocare qui al Pala Pascale di Treviso. Ancora Umbertide, Del Sole si mette in proprio, arriva il conto alla rovescia, poi da 3 il tiro, brava Jacquot che va a far sentire i suoi centimetri, a riconquistare il pallone. 3,43 da giocare, con Bocchetti che prova a ripartire, poi si ferma, palla che gli viene ritornata da Jacquot, dentro Bocchetti con forse un fallo, poi la palla viene ripresa. Tanti errori sotto canestro, purtroppo tanti errori sotto canestro, sono momenti importanti che non dovrebbero essere sbagliati, non dovrebbero essere falliti. Adesso c'è questa ottima entrata della solita numero 11 Agnese Gianangeli, ottima la sua finta, e allora siamo ancora in parità, 55-55, con Staccini che si è girato verso il tabellone per guardare il risultato. Il tiro da 3 di Bocchetti non va a compimento, nulla di fatto. 55-55, 2 minuti e 54 da giocare. Si scalda la partita, si scaldano appunto i ritmi, anche si arrabbia Staccini perché non voleva questo passaggio. E adesso attenzione, inizia il conto alla rovescia ancora dalla panchina, il pallone che viene gettato dentro sotto le planche, vince Umbertide, e purtroppo si fa sentire la maggiore statura, la maggiore potenza fisica di Umbertide sotto canestro. 57-55, Umbertide passa avanti di 2 lunghezze. Attenzione al finale, attenzione a Bocchetti che subisce il fallo da parte del numero 9 che non è d'accordo, Ramona Tomasoni non è d'accordo su questo fallo, però c'è il fallo. 57-55 per Umbertide. Vediamo se Treviso ha la forza ancora di riportarsi in partita, di riportarsi dentro. Manca ancora tanto, 2 minuti e 12. Falenzic, ma è buona, Falenzic che è buona, 58-57. C'è il sorpasso ancora di Treviso. Attenzione con Del Sole che porta palla, deve rallentare anche lei perché non trova una compagna libera. Poi ancora con Tomasoni che viene dentro per Del Sole che prova ad entrare, non c'è spazio, va fuori, non è da 3 ma è da 2, però la palla non entra, forse c'era un brutto scontro, rimane a terra una delle giocatrici di Treviso. Vediamo se è fermato. Passi, chiamato il fallo di Passi per Umbertide. E allora 58-57, finale veramente palpitante qui al Pala Pascale di Treviso, dove Treviso sta cercando di prendere dei punti importanti per la sua classifica. Prete perde palla, pensava che il pallone fosse suo, invece l'ha toccato lei. E allora 58-57, c'è il time out. Sì, c'è time out. 1:36 da giocare per andare
al fischio finale. Staccini davanti alle sue atlete, Conte pure inginocchiato davanti alle sue ragazze, che questa sera, possiamo dire, lo avevamo già detto ad inizio collegamento, ad inizio diretta, è una gara che ci ha insomma fatto capire che giocando, lottando, la compagine di Treviso potrebbe essere, naturalmente ha perso troppi punti per strada, quindi bisogna fare attenzione. Anche adesso sta subendo il ritorno di Umbertide, che era sotto di 4 e adesso è a un -1, 58 per Treviso, 57 per Umbertide, quindi finale in dirittura d'arrivo molto palpitante, molto entusiasmante, quindi vedremo quello che succederà. Ancora Bocchetti che va probabilmente a perorare causa dei suoi colori, ci arriva anche Prete adesso, però insomma quello che è stato fischiato è stato fischiato. 1:36 da giocare, attenzione, 1:36, sono momenti importanti, non bisogna perdere il controllo, non bisogna perdere naturalmente la grinta giusta per cercare una vittoria che manca da parecchio qui al Pala Pascale, e anche non solo al Pala Pascale, manca per le ragazze appunto di Conte. Buono il lavoro in difesa da parte delle trevigiane, poi entra dentro, palla persa, c'è il fallo, esce vittoriosamente, brava, molto brava Prete che si fa fare il fallo, va per le terre, e allora 1:21 da giocare. Non passa mai questo tempo, chiaramente, quando avresti bisogno insomma di accelerare il tutto, soprattutto il cronometro che sembra fermo con Jacquot. Erroraccio di Jacquot. E allora ha tutto il tempo per ragionare Del Sole, per vedere che cosa inventarsi naturalmente per questa gara. Attenzione, non c'è il fallo, può giocare da terra, molto brava ancora Del Sole, va al tiro e lo trova. 59-58, un tiro che va a canestro. 59-58, mancano 54 secondi. Attenzione, chiama il time out coach Conte. È un momento particolare sicuramente per Treviso, anche per Umbertide, perché ha fatto una partita che si può dire non eccezionale, possiamo dirlo. Ci ha lasciato in alcuni frammenti, in alcuni spezzoni di partita ci è piaciuta la squadra di Staccini, in altri ha tremato di fronte appunto ad un Treviso che ha provato, che ha voluto, che ha cercato naturalmente di rompere le uova nel paniere alla terza in classifica. Si riprenderà a giocare con Treviso, palla in mano, Jacquot. In precedenza ha sbagliato quel passaggio. Incitate anche le ragazze di Umbertide da parte dei dirigenti. Attenzione, e allora può giocare Treviso. 59-58, bene, brava Jacquot che la mette dentro, bravissima. 60-59, attenzione, 45. Attenzione, bisogna tenere soprattutto in difesa, E allora Del Sole che cerca di andarsene, ma ha qualche difficoltà, non trova spazio. Del Sole ancora davanti con il conto alla rovescia che è iniziato. Poi c'è il fallo, vediamo. È il fallo in attacco fischiato ad Umbertide, quindi 60-59, un punto di vantaggio per la formazione trevigiana di Conte, che può cercare di ritornare ad un risultato utile. Bocchetti non deve perderla, soprattutto dall'altra parte, va dentro Buranella torna indietro, tiene palla Jacquot ancora con il fallo subito da Buranella.
60-59, un punto divide le due formazioni. Buranella chiamata a raccolta dal coach per le ultime indicazioni. Nella mischia anche la numero 6 di Anna Giulia Bartolini, la numero 6 di Umbertide. Attenzione a questa ripartenza, Buranella la riprende, era stata persa, attenzione Bocchetti, subisce il fallo, non era Bocchetti, era Prete, non passa più. Partita che porta alla realizzazione quasi di Prete di questo tiro libero. Sarebbe urgente mettere dentro e non va nemmeno questo. Allora attenzione alla ripartenza di Umbertide, attenzione alla ripartenza di Umbertide che perde palla. Umbertide perde palla, time out richiesto ancora da Conte per fermare il gioco con palla che termina sul fondo. Ancora Umbertide ha avuto l'occasione per andare a segnare e portarsi in vantaggio e chiudere definitivamente la gara, non ce l'ha fatta, palla persa, quindi attenzione, adesso bisognerà vedere che come si riprenderà a giocare con la ripresa. Un finale che non vedevamo da parecchio tempo qui alla Pala Pascale. Finale comunque entusiasmante come tutti i finali della pallacanestro, del basket, quando ci si mette a correre sul punteggio e manca poco da una parte e dall'altra. Insomma, il basket è veramente bello da vedere, da seguire, da giocare e naturalmente da vivere. Riparte palla in mano Treviso. Riparte palla in mano Treviso. Bocchetti con palla in mano. Sono gli ultimi secondi di gioco, sono gli ultimi istanti. Bocchetti trova la fallo su Falenzik. Fallo su Falenzik che guadagna veramente un fallo preziosissimo. È logico che bisogna metterlo dentro. Brava. 61-59. Attenzione, secondo tiro libero per Falenzik. Mette dentro anche questo. 62-59. Sono 3 lunghezze di vantaggio per Treviso. Non finisce mai questa partita, sorride Conte e ne ha ben donde, insomma, dopo tante delusioni di queste settimane, di questi mesi. Insomma, oggi si è vista una diversa Treviso e quindi adesso 62-59 per impattare. Umbertide deve andare al tiro da 3 e si andrebbe ai tempi supplementari. 62-59, attenzione, vediamo, deve lavorare bene in difesa Treviso senza cercare di commettere quegli errori che anche in precedenza abbiamo visto, insomma, il tentativo di ripartenza fallito, insomma c'è qualche cosa ancora da sistemare, però si tratta qui di portare a casa un risultato importantissimo per quanto riguarda l'ultima della classe, che in questo caso è la formazione trevigiana. Attenzione, e allora si gioca, ultimi secondi di gioco, vediamo, palla data a Paolocci, scorre il tempo, da 3 e la partita termina qui perché non riesce. 62-59 e può esplodere la gioia di Ivma Treviso, che colleziona una vittoria importantissima soprattutto per quanto riguarda il morale delle ragazze, il morale dell'ambiente, che vede tornare alla vittoria la formazione di Conte, che è contentissimo, e quindi bene così.
Adesso noi stacchiamo un attimo il microfono e scendiamo sul parquet per le interviste di rito. No, non abbiamo giocato una buona partita, ma sappiamo che le infrasettimanali giocate purtroppo su questo campionato difficilmente la squadra in trasferta vince, quindi già era difficile, perché purtroppo sia dal punto di vista logistico che col fatto che molte giocatrici anche o studiano, lavorano, le partite infrasettimanali per le squadre in trasferta sono sempre complicate e di solito vince sempre la squadra di casa, almeno questo è quello che hanno detto anche le altre partite infrasettimanali di questo campionato. Detto questo, è ovvio che potevamo fare un po' meglio, soprattutto magari a livello di energia come approccio, nonostante questo poi siamo anche avuto la possibilità di vincere. Abbiamo subito gli ultimi 5 punti con una tripla a tabellone e un bel canestro della straniera di Treviso, e noi l'abbiamo sbagliato, però ci sta, questo dà ancora più secondo me valore al campionato che stiamo facendo, perché siamo riusciti a essere tra le prime 4 con una squadra diciamo che non era pronosticabile di essere tra le prime 4 a inizio campionato, quindi sicuramente sappiamo che possiamo fare meglio e pensiamo già a domenica, alla prossima partita prima delle feste, che sarà ancora più complessa, avendo giocato già oggi una trasferta impegnativa. Dov'è che non ha funzionato? I primi 2 quarti sono stati con molta difficoltà. Secondo me difensivamente, perché nel momento in cui in attacco abbiamo non avuto buone percentuali, purtroppo in difesa abbiamo concesso troppo, soprattutto i primi 15 minuti dove loro avevano segnato molti punti, e poi abbiamo aumentato l'intensità e siamo riusciti anche a rientrare e a pareggiare il secondo quarto, però la mancanza di energia dal punto di vista difensivo ha un po' condizionato il nostro avvio e soprattutto fatto prendere fiducia a Treviso. Esatto. Coach, la lascio rientrare, Grazie buon ritorno, mille, grazie a lei, in bocca al lupo. Bene, allora vediamo se abbiamo Conte qui con noi. Coach, bene, e allora direi che possiamo dire che finalmente vediamo sorrisi in casa Treviso, ma al di là di questo diciamo che è stata, io in telecronaca ho detto finalmente riusciamo a vedere una Treviso che ha voglia, che ha avuto voglia di giocare, che ha avuto voglia di essere lì e combattere. In realtà erano già le ultime 2 partite, sia ad Alpo che a Matelica, che abbiamo giocato con un buon atteggiamento, con una buona voglia, e ad Alpo di più, onestamente. Siamo stati avanti per tanto tempo, poi Persona aveva fatto 2 o 3 giocate che ci avevano un po' messo in difficoltà, e a Matelica fuori casa, che è oggettivamente secondo me attualmente la squadra più forte, che gioca meglio di tutte, e siamo stati comunque lì, cioè, perché comunque gli ultimi 2 minuti, quando abbiamo fatto un canestro a 3 punti con Nicola, eravamo meno 13 a 2 minuti e mezzo dalla fine. Vedi il risultato poi di martedì, che vincono di 40 in casa, significa che eravamo lì, ma al di là di questo, cioè, onestamente le ragazze si meritavano questa gioia, perché ovviamente, cioè, noi che siamo lì tutti i giorni sappiamo quanto è difficile lavorare
al di là delle partite che abbiamo perso, cioè lavorare comunque a non arrivare mai a 10, a far difficoltà, si mettono anche le partite perse, cosa che abbiamo già detto, non lo dico adesso. E quindi sono molto contento per loro perché meritavano di vincere una partita che non è stata assolutamente facile, anche perché comunque Umbertide è attualmente già qualificata con 2 turni di anticipo, 2 turni di anticipo alla Coppa Italia, quindi significa che stiamo parlando di una delle prime 4 squadre. E è vero che gli mancava Amatori oggi, però è una squadra che è abituata, che ha delle giocatrici esperte, che è abituata a giocare questo campionato. Noi siamo partiti molto bene e stranamente oggi rispetto alle altre partite avevamo del vantaggio interno che siamo riusciti anche a concretizzare abbastanza bene, anche perché da 3 punti oggi non ci abbiamo preso benissimo, 5 su 20 rispetto al nostro solito. Sapevamo nelle altre partite che il nostro apporto interno nel gioco interno era un po' scarso nelle percentuali, oggi l'abbiamo messo, e abbiamo messo anche della solidità difensiva in alcune situazioni, quindi ci meritavamo questa vittoria oggi. Sì, sicuramente si meritava tutto l'ambiente questa vittoria, quindi coach, non diciamo altro, diciamo che insomma vabbè, con la testa sarete già alla prossima partita che è quella di domenica, chiaramente. Di sabato. Di sabato. Sì, adesso ci mettiamo stasera che c'è... E questa è la contentezza, che ci andiamo no? a mangiare qualcosa e domani mettiamo la testa su Bolzano perché è un'altra partita che in casa che dobbiamo provare a chiudere bene e tenere questo trend. Coach, in bocca al lupo. Grazie. Bene, chiudiamo qui con questa gara e con questa vittoria appunto della formazione di casa della IVMA Treviso, 62-59, si termina qui e noi ridiamo la linea allo studio.